Ma certo, perciò sto dicendo, io non sono d'accordo alle sonore di Spalletti, perché se tu in primis che non sostieni un progetto, che non dai delle linee guida, che non chiami il giocatore perché la federazione può fare, ma che cazzo hai chiamato in capo, ma che cazzo stai dicendo? Cioè non va bene. Come dice ad esempio Roberto, non ho mai visto un Totti Del Piero fare queste cose. Cioè, per ricordarlo, ma così a cazzo di cane, ragazzi, Del Piero si è fatto un mondiale tranquillamente in panchina, mondiale che poi ha vinto. E Ragazzi, stiamo parlando di Del Totti, Piero. Giocava agli Totti, Quinta, voglio, giocava al giardino Totti, perché erano più quando giovani. abbiamo vinto i mondiali, si era frantumato la caviglia, ha fatto le corse per recuperare, per giocare il mondiale. Si era frantumato la caviglia. Perché c'era c'era attaccamento, come quando Baggio più volte, diciamo no, più volte, quando Baggio l'ultima volta non fu convocato e per lui è stata una tragedia, oppure il fatto, cioè Baggio cos'è che racconta sempre? Racconta di quel cazzo di rigore che sbagliò, cioè lui l'unica cosa che racconta come rimpianto della sua vita è di aver sbagliato quel rigore con l'Italia, perché prima c'era un attaccamento che adesso purtroppo non esiste ed è colpa della federazione anche.